Se il presidente Luca Zaia afferma di non aver sottratto tasse dalle tasche dei veneti per 1,2 miliardi di euro l'anno, quindi quasi 20 miliardi in 20 anni di governo, l'opposizione afferma è falso. E calcolo dopo calcolo i consiglieri del Partito Democratico spiegano cosa, a fronte della cancellazione dell'addizionale regionale IRPEF, sia successo. Ma abbiamo provato oggi a dimostrare numeri alla mano che in realtà anche negli ultimi 14 anni di guida Zaia, anche se formalmente le tasse non le ha messe, i veneti le mani nelle loro tasche per potersi pagare prestazioni e servizi se le sono dovute mettere e come. E quindi hanno speso mediamente 1.200 euro al mese per ricorrere alla sanità privata, fino a 500 euro per una borsa di studio universitaria non erogato, oltre 2.000 euro al mese per pagare una retta di una casa di riposo per ricoverare un anziano non autosufficiente. Per 15 anni abbiamo vissuto nel racconto falso e mitizzato del Veneto tax free, che invece ci ha condotto ad essere una regione più povera sotto il profilo dei servizi e delle prestazioni erogate.